Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Seva, grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali, un'associazione di volontariati e siamo residenti a Nole in via Volvera 3. Dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Per collegarsi dovete fare il 328 07 15 232 oppure inviare la mail a uffrapportisociali@libero.it. Voi fate delle domande, delle richieste e noi con i nostri volontari, questi professionisti, saremo in grado di darvi risposte per quanto riguarda il patronato, riferenti a pensioni, reversibilità, conteggi, domande, eccetera. Problemi sociali con emergenza abitativa, ACT, bonus vari, eccetera. Problemi legali, per informazioni per vertenze civili, penali, sociali, eccetera, o problemi condominiali riguardanti vertenze, misure, registrazioni, eccetera, per la dichiarazione dei redditi, così che volete dare 5 per 1000, 2 per 1000, eccetera, e poi se volete fare domande di pensione, prepensionamenti, eccetera, riguardanti l'INPS, eccetera. Noi siamo a vostra completa disposizione con personale altamente qualificato a disposizione gratuita per quanto riguarda l'intervento, eccetera. Per quanto riguarda eventualmente gli acquisti o le necessità di qualche documento, si potrà intervenire in misura giusta ed idonea. Pertanto oggi dovremo avere in collegamento con noi anche il presidente dell'Automobile Club Padania, Claudio Lipodio, che dice che di trovarsi in Germania. Non possiamo collegarci via internet e si sta cercando di metterlo in collegamento per telefono in maniera da chiedergli prima di tutto come vanno le cose, come stanno, eccetera, e poi anche informazioni per quanto riguarda le novità riferentesi alla Lombardia, visto che lui come presidente lì è in Lombardia più che altro anche per quanto riguarda la cosiddetta Padania. Ecco. Invece poi abbiamo con noi anche, come sempre, e lì lo tengo in riferimento, l'architetto Arturo Calligaro, al quale poi chiederò spiegazione perché qui in Piemonte stiamo dando una situazione che ormai sta esplodendo in tutti i sensi. Quindi se non abbiamo ancora in collegamento Claudio, io vi parlo e vi dico di che cosa vorrei chiedere informazioni per ricordarvi che noi come associazione abbiamo come base di dibattito, come filo diretto, il servizio per quanto riguarda il nuovo codice della strada con tutti i suoi pro e contro, che ogni giorno si dicono delle cose e il giorno dopo sono già tutte variate. Quindi, se, non so, Claudio, ci sei o non è possibile collegarsi? Beh, vedo che non lo sento. Allora, noi, così Arturo poi quando lo chiamerò gli chiederò anche informazioni, volevo sentire come vanno le cose delle ZTL nel quadrilatero di Milano, perché dal 12 luglio, noi stiamo parlando proprio perché siamo automaticamente anticipiamo, c'è via libera alle multe tramite le telecamere e i varchi, oppure a Milano arrivano le strisce rosa per le auto, a cosa servono e chi può parcheggiare, così lui vivendo lì potrebbe anche spiegare meglio di noi come stanno le cose, perché noi con Arturo e gli altri miei tecnici diamo una risposta tecnica, non siamo pratica come quella vissuta lì con le vie eccetera, perché qui giustamente dice che servono queste attività, le strisce rosa, ai neogenitori con bambini al di sotto dei 2 anni, quindi si vede che ci sono dei problemi. Ecco a quanto ammonta la multa per chi parcheggia senza motivo, ecco perché bisognerebbe poi spiegare le ragioni per le quali si fanno certe cose, perché sono parcheggi come Luigi, gli altri. scusami se ti interrompo, Lipodio Sì, ha il pronto? telefono occupato, però intanto sono riuscita a rintracciare Calligaro che è qui e poi magari durante la pausa cerchiamo di nuovo Lipodio.
Brava, anche prima, brava, me lo chiami. Allora io stavo dicendo che sono parcheggi come gli altri, ma le strisce che delimitano i confini sono rosa e non blu. Si tratta di parcheggi riservati ai neogenitori o nelle prossime settimane a Milano ne spunteranno una cinquantina, a cui gradualmente se ne aggiungono altre. Sì, devo mettere i pantaloni lunghi, ma mi... Pronto? Pronto? Sì, Claudio. Ciao Luigi. Ciao, no, stavo parlando perché volevo farti... ti ringrazio per aver accettato l'invito, sei in collegamento, così Sì. ti spiego cosa mi stanno chiedendo e chi meglio di te, che sei appunto in Lombardia, a Milano, puoi dare spiegazioni. Prima spieghi poi cosa fai, dove sei, come fai, gli indirizzi, eccetera. Poi, Claudio, dammi anche informazioni e risposte per quanto riguarda la ZTL del quadrilatero di Milano, perché dal 12 luglio c'è il via libera alle multe tramite le telecamere e i varchi. Poi stavo parlando delle strisce rosa per le auto, a chi servono e cosa le possono utilizzare e per quale motivo ci sono, e poi al posto di blocco chiedono il DUC, cioè il documento unico a tutti, se non lo hai ti rovinano. Puoi farmi spiegazioni chiare perché tu sei esperto, sei un tecnico, sei il mio capo, quindi chi meglio di te potrà rispondere ai nostri ascoltatori a queste domande. Ciao Claudio, vai pure avanti e tranquillo, tanto la prima parte è tutta nostra, vai. Ciao Luigi, sono Arturo. Claudio Arturo? è occupato, ci sarà forse Claudio, nella seconda parte. Ma ha continuato a dire di dargli la voce. Vabbè Arturo, arrangiati, pensaci tu se puoi, perché poi dovevo entrare anche nella seconda parte del Piemonte, perché ho dei grossi problemi, che devo spiegazioni più che altro politiche, perché qui abbiamo il problema con Cirio, con Barnati, con Salvini, cioè persone che di politica tu sai di chi parlo, Vai Arturo, divertiti allora, sfogati. Sì, quei provvedimenti che tu hai elencato e che riguardano Milano, ma Torino non è esente da questa tipologia di interventi, riguarda la vita quotidiana della gente e rende più difficile la vita all'interno delle nostre città, aggiungendo vincoli, norme, balzelli quotidiani da pagare e soprattutto a una popolazione che non può permettersi di sostenere queste spese, vuoi per l'acquisto di un'autovettura elettrica nuova, vuoi per pagare i ticket per entrare nella città, quindi per andare a lavorare o per potersi muovere in città bisogna pagare un'ulteriore tassa in città come Milano. Spero che Torino non raggiunga questi livelli, ma è un ulteriore balzello sui redditi già stremati dei nostri lavoratori, della nostra classe media, quella che si reca in ufficio, quella che deve spostarsi per andare, accedere agli uffici e fare documenti per la burocrazia e tutte queste belle cose che sappiamo. Quindi questi nuovi provvedimenti non ci sorprendono perché è una guerra dichiarata all'autovettura e alla mobilità privata. Questa gente non concepisce il diritto costituzionale alla mobilità privata. Per loro bisogna utilizzare o i mezzi pubblici o i mezzi che dicono loro, cioè monopattini, biciclette, tutte quelle forme suggestive che possono andare bene in zone dove il clima è mite, dove le temperature non raggiungono certi livelli, dove le strade non ghiacciano oppure le strade sono curate, ma non nelle nostre città. Bisogna, prima di intervenire a questi provvedimenti, intraprendere una serie di azioni e di modi normativi che consentano un passaggio a questa mobilità idealizzata da queste persone che in maniera ideologica ci vuole proporre un modello di vita, una decrescita felice, no? Quella che la chiamano, e questi sono i santoni di questa decrescita felice che non capiscono che la gente deve
purtroppo lavorare, deve vivere, deve in qualche modo spostarsi per le proprie attività e le proprie faccende. Loro magari sono abituati a girare con le auto blu o con altri sistemi che non riguardano i comuni cittadini, e allora è chiaro che possono decidere della vita di altri non subendo sulle proprie spalle gli effetti di queste norme, no? Lo vediamo in un argomento molto più grosso, il tema dell'immigrazione, no? Proponendo un referendum dove si regala la cittadinanza in maniera molto più facilmente. Perché? Perché loro non vivono alle periferie, è ovvio, vivendo nelle ZTL non sentono questi problemi, non vengono toccati da questi problemi. E allora è certo che cercano di condizionare la vita delle persone normali e degli altri. Milano è caratteristica perché c'è un articolo proprio sui giornali di oggi dove questo furore ideologico non viene applicato, ad esempio, alla sistemazione delle piazze, di alcune piazze storiche di Milano, Piazza San Babila, Piazza Gordugio, dove sono spariti completamente gli alberi. Quindi d'estate queste piattaforme di pietra e di cemento diventano dei forni, ma la loro ideologia è quella che, dando retta magari a qualche architetto, a qualche arredatore di prestigio, e a Milano ce ne sono di radical chic che fanno gli architetti o gli arredatori, decidono che si devono vedere i palazzi, no? E quindi gli alberi portano umido, tolgono visuale, e hanno deciso di risistemare le piazze senza alberatura, in contrasto con tutte le loro teorie. Quindi da un lato sono rigidi e fermi sull'applicazione delle norme ambientali riguardo agli autoveicoli privati, e dall'altro invece, quando c'è da tutelare dei beni come le alberature, ebbene queste in qualche modo passano in secondo ordine. Ed è la notizia proprio di questi giorni, dove appunto si è deciso di togliere tutti gli alberi da alcune piazze principali di Milano, e questo è uno scempio. E poi, Luigi, la notizia anche dei giornali di oggi che riguardano Torino, sempre provvedimenti che riguardano la circolazione delle autovetture, e che dicono che a Torino oramai c'è solo un autovelox che funziona, ma si ripropongono, perché per loro avere solo un autovelox che funziona è scandaloso, no? Pensano di riattivarne un bel po' per ottobre. Questo è un altro elemento di riflessione. Proprio oggi la nostra Bisiarda riportava appunto due posizioni: la posizione dei soliti ambientalisti che dicono sì, così si riducono gli incidenti e i morti, e dall'altra degli industriali e degli artigiani che dicono no, noi che circoliamo per lavoro questi apparecchi servono solo a fare cassa, perché noi dobbiamo spostarci e non è tollerabile che alcune strade di Torino, che possono tollerare velocità un po' più sostenute perché hanno le caratteristiche per poter sostenere velocità che non siano i 50 all'ora, e che vengono penalizzati perché questi spostamenti devono rispettare le scelte ideologiche di limiti assurdi, no? E poi, se vogliamo approfondire il problema, abbiamo 10.000 esempi di strade
che hanno dei limiti assurdi, ma magari lo facciamo in una puntata dedicata. Sì, ma qui Mentre l'altro... abbiamo anche altri compiti, Arturo, perché il tempo vola purtroppo e tu sei troppo preciso. Senti un po', Arturo, ma prima che così nella prima parte, ma spiegami bene cosa vuol dire che devo pagare 106 euro al mese. Qui dice, a ben vedere, ciò che ha fatto il governo è non opporsi a questa decisione sebbene non dipenda direttamente dalle istituzioni, essendo una scelta privata. Quindi spiegala per chi non lo capite, Arturo, sullo deficiente. Dice, si tratta infatti del costo fisso che bisogna sostenere, Arturo, se hai un certo tipo di auto e soprattutto se aderisce a un certo piano di rifornimento. Si sta parlando, come è ormai chiaro, delle auto elettriche. Qui dice, se devi sostenere un consumo ad abbonamento per la tua auto elettrica, allora puoi andare incontro al pagamento di una quota fissa che è addirittura pari a 106 euro. Una quota mensile proprio che è una tassa che si paga aderendo al piano di A2A, Easy Moving Large, che prevede appunto un consumo in auto a KVH pari a 106 euro. Cioè, la gente mi continua a chiedere spiegazioni, voi martedì vengono a chiedersene perché io non l'ho capita. Non so perché diventa obbligatorio, ma la pagano quelli che comprano l'auto elettrica o quelli che hanno l'auto elettrica o quelli che hanno le auto normali. Beh, sono 106 al mese, più di un bollo auto a un certo punto. E poi, così concludi la prima parte, c'è ancora 5-6 minuti, dai anche spiegazioni di cosa devi preparare il DUC, il documento unico, perché i posti di blocco, Arturo, se ti fermano ti rovinano, perché sai che cosa serve, no? È molto importante. Puoi dare queste due spiegazioni negli ultimi 5 minuti prima dell'intervento, Arturo? Grazie, scusami, ma oggi dobbiamo essere più veloci e più chiari, grazie. Anche politico, Sì, è entrata in questo argomento, viene contemplata la concorrenza che oramai si faranno coloro che hanno installato gli impianti di distribuzione elettrica, perché nel libero mercato tu puoi fare, come fai riferimento alla pompa di benzina e puoi scegliere uno dei tanti marchi che ci sono in giro per le nostre strade, quindi puoi fare il confronto tra i vari prezzi. La stessa cosa sarà per le colonnine elettriche, quindi verremo invasi da stazioni mobili di ricarica, perché avendo un libero mercato qualsiasi ente privato può entrare nel regime di libera concorrenza, quindi richiedere l'installazione delle colonnine proprie, e come adesso ne vediamo di diversi tipi, no? Lo vediamo di diversi marchi, di diverse marche. Diciamo che non è ancora una libera concorrenza, perché se tu hai la macchina elettrica sei costretto a fare rifornimento dal primo che trovi, perché avendo un'autonomia molto più limitata non puoi stare a cercare il distributore che ti offre un costo minore di un altro, devi farlo al primo che viene. Ma nel prossimo futuro, col proliferarsi, io spero di no, della mobilità elettrica, ci sarà anche qua un mercato, quindi qualsiasi azienda che distributrice di energia elettrica, come adesso ci sono centinaia di società che ti vendono l'energia elettrica per questa liberalizzazione che doveva portare dei vantaggi ai consumatori incredibili, la libera concorrenza, e poi lo vediamo tutti come cosa è successo in Italia, che i prezzi sono rimasti costanti e abbiamo solo oneri per poterci difendere tra le varie società. Sono entrati delle società serie, ma sono entrate anche delle società che si muovono con pressapochismo, per cui
il consumatore è rimasto in balia di queste norme. Ovviamente abbiamo creato anche qua un'authority, perché in Italia non si fa nulla se non c'è un'authority che non serve a nulla, no? Un'authority che sulla carta dovrebbe controllare sia le forniture energetiche e sia la raccolta dei rifiuti. Se chiunque si avvicini all'argomento della raccolta rifiuti e del pagamento della raccolta rifiuti, quindi una tassa obbligatoria, se segue le norme di questa ARERA è perso, perché non si capisce nulla di come vengono fatti i piani finanziari dei gestori della raccolta rifiuti, ed è un argomento che la nostra politica dovrebbe approfondire, perché come diceva Einaudi, bisogna conoscere per deliberare. In molti consigli comunali, e io lo vedo, lo tocco con mano, le maggioranze votano dei piani finanziari e non sanno neanche che cosa c'è scritto dentro in questi piani finanziari. Quindi si fa passare senza la conoscenza del cittadino iniziative, percorsi o scelte politiche che magari questi cittadini non condividono, no? E lo vediamo in tutte le città. Quando arriva la bolletta in questi giorni, entro il 30 giugno bisognerà pagare le bollette della raccolta rifiuti, e si vede come diventino incomprensibili i calcoli. Siamo diventati come la bolletta dell'energia elettrica, no? Una cosa incomprensibile al comune cittadino. In Italia bisogna fare dei provvedimenti per fare in modo che il cittadino non capisca e che paghi solamente senza comprendere per che cosa e come paga. Per cui, ritornando al discorso e al ragionamento che facevi tu, anche le bollette elettriche sono diventate incomprensibili. Diventerà incomprensibile fra un po' anche il sistema del rifornimento, della ricarica delle autovetture elettriche. Ci sarà una marea di colonnine di vari gestori diversi, quindi si sottrarranno parcheggi alle autovetture. Scusatemi, dovremmo fare la pausa. Pronto? Sì? Scusatemi, dovremmo fare la pausa. Perfetto, vai. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Di nuovo la linea. Allora, grazie. Arturo, però dobbiamo finire anche di chiarire alla gente il DUC, cioè se la tua macchina è di nuova immatricolazione, così me lo spieghi e puoi spiegare meglio, perché tu magari già ce l'hai, dice deve essere sempre con te questo DU, documento unico, non potrebbe costarti caro in termini di multe, per non parlare dei grattacapi che potresti affrontare per sistemare la fattezza. Quindi spiega bene cos'è, come fare per averlo, eccetera. E per chi ha una macchina meno recente, la mia domanda dice che per ora il passaggio al documento unico è graduale, ma può essere necessario in caso di pratiche burocratiche come un passaggio di proprietà. È capitato anche a te, credo, no? Insomma, devi informarti e non rischiare, avere solo evita brutte sorprese durante i controlli. Quindi bisogna fare, basta solo acquistare e cambiare una macchina, oppure serve solo per chi acquista oggi o quelle delle macchine di prima non serve, perché quando ti fermano non sanno che ce l'hai o no il documento, qui dice che devi averlo. Come ci dobbiamo comportare, Arturo? Poi entriamo nel tema del Piemonte, perché ho delle domande importanti e tu devi rispondere, perché ieri mattina hanno scritto le notizie e tu mi devi rispondere politicamente, diverso. Utile non è una notizia allarmante, diciamo che in qualche modo è una semplificazione un po' del processo. È ovvio che ci dovrà passare un po' di tempo
affinché la gente cambi modo di pensare anche nel settore della burocrazia dell'automobile. Una volta noi siamo abituati, quelli della tua età e della mia età, siamo abituati che avevamo il libretto di circolazione e il foglio complementare. Adesso il foglio complementare viene inserito giustamente, io dico, all'interno del libretto di circolazione, quindi con un documento unico, si chiama proprio così, con questo documento unico abbiamo un documento che ricomprende tutti e due. Allora, chi non ha mai la macchina comprata 20 anni fa e che non ha mai fatto dei passaggi di proprietà, continuerà ad avere questi due documenti, per cui avrà sia il foglio complementare, che adesso anche quello è fatto in maniera molto più sintetica, non è il vecchio foglio complementare, e il libretto di circolazione. Nel momento in cui uno la vende, è chiaro, l'agenzia deve rifare, in teoria dovrebbe rifare il foglio complementare, ma invece rifà il libretto. Una volta il libretto rimaneva sempre quello e riportava l'elenco dei proprietari all'interno del libretto. Adesso no, ogni volta che uno fa un cambio di proprietà cambia anche il libretto, proprio perché diventa documento unico e quindi riassume in un unico documento questo, sia il foglio complementare che il libretto di circolazione. Quindi sarà quello che uno dovrà portare ai collaudi e farsi inserire dentro i collaudi e la procedura. Bisogna adesso, il problema è che mentre prima si pagavano 2 bolli, uno per il libretto di circolazione, uno per il foglio complementare, in questo contesto il bollo dovrebbe essere ridotto a un documento solo, quindi lo Stato in questo caso ha razionalizzato un processo, e certo che bisogna averlo sempre in macchina, ma come bisognava avere prima in macchina il libretto. Una volta non era obbligatorio tenere in macchina il foglio complementare, perché quello che veniva controllato dagli agenti e dai funzionari era solo la regolarità dell'autovettura, non la proprietà. Se non c'era una denuncia di furto o di perdita di possesso dell'autovettura, nessuna operazione poteva interessare il foglio complementare. Solo qualora uno denunciasse il furto, allora è chiaro che in quel contesto veniva controllato anche, c'era la necessità di avere il foglio complementare, ma il foglio complementare serviva solo per le compravendite, per dimostrare la proprietà dell'autovettura. È un po' quello che succede agli immobili, che abbiamo tra virgolette un doppio censimento. Abbiamo un catasto, no, che censisce la consistenza dell'immobile, e abbiamo una conservatoria dei registri immobiliari che certifica la proprietà di questo immobile. Ad esempio, in alcune parti d'Italia dove vige il catasto di Maria Teresa, quindi erano ancora più avanti, avevano già fatto un registro unico dove all'interno di questo censimento c'erano registrate sia la consistenza dell'immobile che la proprietà, quindi in un unico documento. In Italia non siamo ancora arrivati a questo, quindi dobbiamo mantenere tutte le conservatorie dei registri immobiliari, che poi sono analoghe ai PRA, sono quelle che certificano la proprietà delle autovetture, e dall'altra le motorizzazioni che certificano l'idoneità del veicolo, e il catasto che certifica la consistenza degli immobili. In Italia la moltiplicazione dei documenti e degli enti è incredibile, anche in questo Adesso settore, e sarebbe notizia, opportuno. Arturo, perché il tempo vola, che qui parlo dei tuoi collaboratori e coetanei politici. Allora, riguardo l'Euro 5, parliamo del Piemonte, visto che leggo quello che è stato scritto ieri mattina. Qui dice: il blocco c'è, ma Cirio e Barnati aspettano Salvini. Cioè, qui devi rispondere, perché sono tuoi colleghi, collaborate assieme e vediamo un po' politicamente che decisioni prendete. Allora, qui dice che come nel 2023 la politica corre ai ripari
per scongiurare lo stop della circolazione di 250.000 veicoli in Piemonte. Quindi tu che vivi in Piemonte e viaggi in macchina sai cos'è, io viaggio a piedi. Quindi quelli immatricolati tra il 2011 e il 2015, quindi 250.000. Le regioni attendono l'emendamento al decreto infrastrutture, allo studio un piano regionale, quindi dice che è un film già visto, è di ieri, sul blocco alla circolazione per i veicoli Euro 5 sta succedendo la stessa identica cosa che avvenne già nel 2023. Gli attori, come all'epoca, sono il ministro Matteo Salvini e per il Piemonte il presidente Alberto Cirio e l'assessore all'ambiente Matteo Barnati, tuoi 3 collaboratori che vivi con loro. Quindi, come all'epoca si sta cercando un escamotage per non costringere in garage 250.000 mezzi su base regionale, al momento la situazione è questa. Dal prossimo ottobre fino al 15 aprile 2026 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna le auto immatricolate tra il 2011 e il 2015 non potranno circolare tra le 8.30 e le 18.30 dei giorni feriali. Una bella botta per un bel po' di cittadini. Questo in virtù del decreto presentato dal governo e firmato dal ministro, altro tuo amico, Gilberto Picchetto, che su questo fronte è un uomo solo. Contro il provvedimento, oltre a Salvini che ha annunciato di voler presentare un emendamento alla legge di conversione del decreto infrastrutture che scongiurerebbe il blocco, adesso ci sono anche i presidenti di Piemonte, Lombardia e Veneto, cioè presa carta e penna, Alberto Cirio, Attilio Fontana e Luca Zaia hanno scritto una nota congiunta nella quale annunciano di appoggiare la misura al vaglio del Ministro dei Trasporti. La ratio dell'emendamento antiblocco Euro 5 sostanzialmente è questa. Le automobili che dovrebbero essere messe al bando possono continuare a circolare, ma le regioni si impegnano a stilare piani dettagliati con misure in grado di avere gli stessi effetti sulla qualità dell'aria che avrebbe lo stop. In sostanza, per evitare che centinaia di migliaia di piemontesi rimangano a piedi, ci vanno misure concrete con effetti sui PM10 calcolabili. Più che un rinvio al blocco degli Euro 5, spero che sia un addio, spiega Barnati. Secondo i calcoli fatti da ARPA, noi abbiamo misure che se fossero attuate o anticipate andrebbero a compensare le emissioni prodotte dal blocco Euro 5. Quindi abbiamo bisogno però della norma nazionale che dia il via al nostro mandato. È 1 anno e mezzo che lavoro a questo piano, dice Barnati, e noi siamo pronti perché il piano che sta scrivendo la Regione prevede misure che vanno dagli incentivi al trasporto pubblico privato per gli studenti alla fluidificazione del traffico attraverso l'intelligenza artificiale, ma anche le regole di gestione delle combustioni in ambito agricolo e dei riscaldamenti. Tanto per citarne alcune, appena c'è l'emendamento, noi siamo pronti a presentare il dossier, conclude Barnati. Non esiste una misura sola, abbiamo in mano 4 assi, quindi un poker di sicuro, se non c'è un bicolore non lo so. In realtà i 4 assi al momento non sarebbero ancora stati messi su carta, ma sono allo studio degli uffici della Regione Piemonte. Tu che vivi con questa gente, cosa ne pensi? Perché qui l'articolo del quotidiano piemontese dice che le Euro 5 diesel in Piemonte dal 1 ottobre non potranno circolare. Adesso divertiti fino alla fine perché potrai parlare finché vuoi. Questi sono politici tuoi collaboratori, tuoi coscritti e tuoi aderenti. La risposta tecnica è politica, perché la gente che ci ascolta ne ha le balle piene, caro Arturo. Io sono con loro, vai. Tutto questo sistema è frutto delle politiche demenziali di questa Unione Europea,
che impone delle norme e delle regole non conoscendo la realtà dei territori e dei paesi dove queste norme dovrebbero essere applicate. In un paese come l'Italia, che non è un paese ricco perché la gente stenta ad arrivare a fine mese, lo vediamo, c'è un impoverimento da quando c'è l'euro, nonostante si dovesse lavorare un giorno di meno e guadagnare come un giorno di più, da quando siamo entrati in questo carrozzone dell'Unione Europea fatta in questo modo, vediamo l'impoverimento generale della popolazione. A questo impoverimento generale dovuto appunto all'ingresso dell'euro, abbiamo anche l'ideologia politica che governa la sinistra, che vuole penalizzare il trasporto privato. Quindi chiunque abbia intenzione di muoversi privatamente viene penalizzato in qualche modo, perché per questi bisognerebbe prendere, non conoscendo la realtà dei territori, la gente dovrebbe usufruire dei mezzi pubblici che in Italia funzionano male, usufruire dei sistemi alternativi dei trasporti che in Italia stentano a decollare, e che quindi la scelta di utilizzare l'automobile privata è una necessità perché le nostre vallate, i nostri territori che non sono magari pianeggianti come può essere l'Olanda, dove è una palla da biliardo e quindi alcuni provvedimenti lì possono andare bene, puoi usare la bicicletta dove vuoi, mentre noi abbiamo delle realtà collinari, montane, abbiamo città in collina come Torino, no? Dove non puoi imporre un unico modello di mobilità sostenibile per tutto il territorio. All'interno di questo, per penalizzare le autovetture private e la circolazione privata, questa Europa ha preso dei provvedimenti circa la qualità dell'aria e visto che è pensiero comune che la qualità dell'aria il peggioramento di questa qualità sia dovuto e sia causato solo dalla mobilità privata, si adottano questi provvedimenti. E allora ritorniamo al nostro paese. Perché è urgente una norma a livello nazionale, nonostante il ministro con le lacrime proponga altre cose? Perché abbiamo un ministro che si commuove quando sente quelli di ultima generazione, ma non si commuove di fronte alla gente che deve andare a lavorare, deve rispettare gli orari e deve muoversi all'interno delle città. Lo vorremmo più sensibile anche a questi temi, no? Non solo a quelli di ultima generazione, che poi è gente che non lavora e non ha questi problemi. Ebbene, il problema è solo unico, che c'è urgenza, perché noi abbiamo nel nostro paese un ordinamento del nostro Stato, che è la magistratura, un ordine giudiziario che interviene anche in queste norme nel mondo della politica. E allora che cos'è che fa paura ai governatori? L'intervento della magistratura che possa in qualche modo coinvolgerli in qualche indagine perché qualche persona è morta per problemi polmonari o cardiocircolatori attribuibili, tra virgolette, all'inquinamento atmosferico. Quindi qualunque procuratore in cerca di notorietà indaga subito i governatori, che sono quelli a cui l'Europa ha delegato il controllo della qualità dell'aria nei propri territori. Quindi diciamo che per tutelarsi le spalle questi signori sono costretti a imporre queste norme. Allora, bene, adesso l'azione dei governatori e il piano d'azione della Regione Piemonte di Marnati di sollecitazione al Ministro delle Infrastrutture, perché solo i governi possono intervenire a fare una norma che sollevi dalla responsabilità i governatori, perché avessimo tutta la magistratura, perché ci sono una parte della magistratura irreprensibile, ma una parte della magistratura non vede l'ora di dare qualche spallata per
a qualche politico di centrodestra che prenda qualche iniziativa e che quindi uno si trovi costretto a subire un procedimento giudiziario per un problema che non è attribuibile alla sua responsabilità. E per cui giustamente si aspetta l'emendamento proposto dal governo, dal ministro dell'infrastruttura a questo decreto, per far sì che venga salvaguardata la responsabilità dei governatori, quindi la responsabilità venga attribuita a livello romano. Poi è ovvio, ci sono altre azioni oltre a quelle che fanno le regioni, ci sono altre azioni e dovrebbe essere un fronte comune compatto fra tutti coloro che abitano le nostre regioni, Piemonte, Lombardia e Veneto, a fare un'azione di convincimento alla comunità europea, questa Europa che è sempre così distante, che prende provvedimenti e che sembra che non sappia di come vivono i cittadini. Per cui un'azione politica a livello europeo che modifichi queste norme, perché come giustamente dice Marnati, e come è riconosciuto da tutti, il problema dell'inquinamento da PM10 non è solo quello dovuto alla circolazione dei diesel Euro 5, Euro 4 o in generale, anche perché ci sono altre fonti che producono PM10 e tutti le conosciamo, ma nessuno vuole intervenire perché si vanno a toccare interessi economici molto superiori che non quelli che causano appunto un peggioramento della qualità della vita degli automobilisti, senza ricordare che siamo tutti automobilisti. Questo è il primo elemento di riflessione. Il secondo elemento di riflessione che bisognerebbe fare è che come si prendono questi provvedimenti che magari hanno una finalità lodevole, è ancora da discutere, ma ci dovrebbe essere dall'altra parte del piatto della bilancia un contributo economico e metterci dei soldi, perché tutte queste politiche di miglioramento della qualità dell'aria non avvengono con un colpo di bacchetta magica, ma occorre e necessitano degli interventi. Allora, questi interventi costano, quindi dovrebbero mettere dall'altra parte del piatto della bilancia risorse vuoi per contribuire allo svecchiamento del parco circolante in queste zone, perché in altre parti d'Italia il parco circolante, come hai letto la settimana scorsa, è molto più vecchio che non nelle nostre zone, ma da quella parte d'Italia non si prendono i provvedimenti perché non hanno i problemi, non hanno il clima che hanno queste regioni, quindi non si generano questi problemi di inquinamento che si girano nelle nostre regioni. Il secondo punto sarebbe quello di incominciare a rimboschire molte aree delle nostre città o nelle periferie. Noi qua a Torino ricordo la famosa Corona Verde, demagogicamente pubblicizzata dalle amministrazioni di sinistra e che è rimasta, diciamo, lettera morta. Quindi sappiamo benissimo che gli alberi riducono la CO2 e contribuiscono anche all'atterramento del PM10, per cui bisogna metterci dei soldi, non si può stabilire perché non siamo un paese socialista. Allora, in un regime socialista, magari in Russia si può fare, da domani nessuno usa l'automobile e il primo che apre bocca o che protesta finisce in Siberia o in Cina finisce nei Laogai. Dopo per qualcuno i regimi che loro auspicherebbero, e quindi bisogna attuare delle politiche e delle azioni che costano, e allora questo costo non deve essere sopportato solo dai cittadini e dalla classe media, perché lo sappiamo benissimo che chi può permettersi adesso un'auto elettrica non è un cittadino della classe media, non è ancora arrivata la possibilità, anche perché non c'è la possibilità di avere 2 o 3 autovetture, una per i viaggi lunghi, una per i viaggi in città, una per parcheggiare, come può
magari permettersi qualcuno, si può permettere l'auto elettrica per girare in città e poi per i viaggi lunghi avere magari il SUV 3-4 mila di cilindrata. E quindi bisognerebbe ragionare e approfondire questi temi, ma soprattutto chiedere risorse per i cittadini. O si aumentano gli stipendi in modo che i cittadini possano svecchiare il parco auto e non solamente penalizzandoli, bloccandogli il traffico e quindi riducendoli a dover per forza infrangere una legge, perché se io devo andare a fare una visita all'ospedale e abito in una zona dove l'autobus passa ogni ora e mezzo, ogni 2 ore. Un esempio per tutti, la Torino-Pinerolo, che collega dei territori altamente antropizzati, c'è un treno all'ora, per cui se io ho la necessità di arrivare in centro Torino, di spostarmi all'interno di questi territori, 1 ora a volte è molto per il cittadino che deve andare a fare una visita, andare a prendere i bambini a scuola, magari andare a lavoro e non può utilizzare esclusivamente i mezzi pubblici. Allora occorrerebbe che i politici ritornassero a comprendere anche le necessità dei cittadini e della classe media. Comunque Marnati con questa azione ha dimostrato di essere sensibile a questi temi ed è lodevole che l'amministrazione Cirio, la nostra amministrazione, si faccia carico di questa questione e speriamo che da Roma diano retta a queste istanze, al di là dei ministri che piangono. Poco, ma questa è legge, cioè qui dal 1° ottobre il Piemonte dice che scatterà ufficialmente il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5 all'interno delle aree urbane delle città con più di 30.000 abitanti, quindi se ne hanno 29.000 va bene. Si tratta di un provvedimento significativo che interesserà circa 250, ovvero l'8% del parco auto della regione. Quindi allora bisogna che si faccia una legge che si annulli quella che sarà in pratica, cioè che una legge che entrerà in vigore a ottobre e già si decide di annullarla perché non è giusta. Ma allora quando è stata fatta non è stata ragionata, cioè sta gente ragiona o non ragiona, Arturo, scusami. E poi preparati perché il sabato prossimo tu adesso hai toccato un tema che proprio alle 10 di stamattina ho stampato, che su Torino Pinerolo c'è a dire i caselli sulla tangenziale perché arriva il free flow, cioè il costo del pedaggio sarà calcolato in base ai chilometri percorsi. Anche lì dovrei dare una bella spiegazione su cosa vuol dire. Quindi Arturo, dal 1° ottobre succede questo nei paesi dopo i 30.000 abitanti, chi ne ha 29.000 invece no, cioè qui la risposta, c'è 1 minuto, vai. Sì, la norma è quella che appunto speriamo che prima dell'entrata in vigore di ottobre venga modificata dal governo nazionale per dare gli strumenti anche alla regione di modificarla, perché attualmente la regione ha promulgato questa norma proprio in osservanza delle direttive europee e per non incorrere nelle responsabilità penali qualora un procuratore della Repubblica decidesse di indagarli in caso di morte di qualcuno. Per cui speriamo che fino a ottobre, prima di ottobre, il governo intervenga. L'altra norma, appunto, quella della circolazione sulla Torino-Pinerolo, è un'altra cosa, un altro elemento suggestivo che si prendono iniziative non a tutela dei cittadini, ma a tutela delle società autostradali e quindi mi sembra strano che appunto avendo al governo un ministro dei trasporti che è molto sensibile ai problemi degli automobilisti non faccia luce su un'operazione del genere, perché costringerà tutti i fruitori e chi percorre questa autostrada tutti i giorni, che per adesso è gratuita da Orbassano fino a Pinerolo, a doversi dotare di un telepass e a vedersi
anche applicato il balzello del pagamento di questa tangenziale. Proprio per questo rinnovo della concessione che in qualche modo doveva essere fatta eliminando il casello di Orbassano, ma così andrà a penalizzare tutti gli automobilisti che da Orbassano in poi alla periferia. Arturo, siamo in chiusura. Sabato prossimo lo spiegheremo, perché qui sai, il costo del pedaggio a differenza di oggi sarà calcolato in base ai chilometri fotografati, insomma è un casino. Questo articolo è molto importante. Allora Arturo, ti ringrazio di aver accettato, di avermi dato una mano, perché dovevamo avere anche Claudio Lipodio, però si vede che in Germania non capiscono bene l'italiano, non riescono a collegarsi, non siamo riusciti a collegarci. Comunque io ti ringrazio e ringrazio anche Sveo, Arturo, perché grazie a lei possiamo andare avanti e parlare a questa Radio Libertà. Vai Arturo, grazie. Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori, un ringraziamento a Sveva della nostra regia che ci consente questa trasmissione, e un abbraccio a te Luigi e una buona giornata a tutti. A risentirci sabato prossimo. Ciao, grazie, ci sentiamo noi tanto martedì con la gente che arriva a tutte le informazioni, sai che ce ne sono sempre nuove. Quindi noi siamo l'associazione, come dico sempre, Ufficio Rapporti Sociali, ci troviamo a None, in via Volvera 3. Noi siamo lì il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 14 alle 16 a disposizione. Voi chiamate il 328 0715 232 o ci inviate dei messaggi o delle dichiarazioni dei documenti all'email uffrapportisociali@libero.it. Ringrazio sia la nostra grande Sveva sia la nostra Radio Libertà e tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo sabato prossimo. Come vedete sembra che una settimana sia lunga, ma mi sembrava che abbiamo appena parlato ieri, invece è già passata una settimana. Ci sentiamo sabato prossimo con delle grosse novità. A voi tutti un forte abbraccio e godetevi anche la bella stagione. Un abbraccio a tutti, grazie, e a voi studio. Avete ascoltato Filo Diretto.